Questa mattina abbiamo approvato il riparto 2019-2020 del sistema sanitario veneto, ovvero quanti soldi per i prossimi 2 anni vengono destinati alle ULSS e alle aziende sanitarie del Veneto. Il riparto di 9 miliardi di euro è stato suddiviso per 8 miliardi e 100 milioni sul funzionamento di LEA, sulla salvaguardia di LEA, quindi le cure che vengono date ai cittadini. 600 milioni sono stati messi a bilancio dell'azienda Zero GSA, ovvero l'azienda che deve poi alla fine dell'anno coprire eventuali perdite delle ULSS e fare gli investimenti nel sistema sanitario. E cosa importante da sottolineare è che di questo riparto una parte, ovvero 170 milioni circa, provengono da mobilità extraregionale, ovvero la sanità veneta è attrattiva. Vengono pazienti da altre regioni che portano un flusso positivo alle casse del sistema sanitario veneto. È importante anche ricordare che è stata riconosciuta ancora una volta la sanità veneta come regione benchmark e questo ha portato a un riparto positivo per quest'anno di oltre 95 milioni in più che verranno erogati al sistema veneto. È stato deciso pertanto che questi 95 milioni verranno sommati ad altri 100 milioni che sono nelle casse di azienda zero che dovranno servire per equilibri di bilancio delle varie aziende sanitarie o per investimenti in infrastrutture o tecnologia del sistema sanitario veneto. La Commissione ha sostanzialmente ratificato le decisioni della Giunta, non ha modificato una virgola del riparto nel biennio 2019-2020. Anche se poteva, perché sappiamo che arriveranno circa 100 milioni in più dal Fondo nazionale e quindi si poteva dare qualcosa di più alle aziende che sono in difficoltà in modo tale da garantire i servizi al territorio. A noi interessa questo, che non siano tagliati, che non siano ridotti i servizi fondamentali, i livelli essenziali di assistenza nel territorio e quindi abbiamo chiesto sostanzialmente questo. In realtà ci troviamo un riparto provvisorio perché tale era quello del biennio precedente. Dopo la riduzione delle ULSS avevamo detto un bilancio provvisorio, un riparto provvisorio e poi nel 2019 avremo sistemato le cose. In realtà neppure nel 2019-2020 si sistema sto granché e non si fa altro che ratificare ciò che decide la Giunta. Questo purtroppo non va bene perché vuol dire anche un limitare in partenza le competenze della Commissione del Consiglio regionale che invece su questa materia deve dire la sua in maniera determinata e non far finta di nulla.